Sta arrivando a 11:49, Asi Veneto, Camali, Elena, ecco la nostra Elena. Non ho ancora il foglio gara, se qualcuno me lo fornisce. Intanto ricordo che si potranno vedere le immagini di questa gara sul sito www.cycus.it. c'è una splendida fanciulla che sta registrando le immagini, non mi ricordo più il suo nome, Raffaella forse. Quindi chi volesse rivedere la sua gara potrà andare sul sito www.cycus.it. Intanto è partita la gara. Manuel Cominotto della Atletica Vicentina si porta con decisione al comando, seguito da Andrea Zordan, suo compagno di squadra. Vado a memoria perché non ho un elenco dei concorrenti in mano. Anche Enrico Vivian, 4 giri grandi pari a 8 chilometri. Tra poco ritorneranno verso la zona di partenza i concorrenti al termine del primo giro piccolo. Non vedo. Eccoli che ritornano sulla zona di partenza. Si è formato un gruppetto di 7-8 unità al comando della gara, che è guidato ora da Enrico Vivian. Casolin dell'Atletica Vicentina ora a far l'andatura insieme a Manuel Cominotto, Enrico Vivian e Andrea Zordan, 4 concorrenti dell'Atletica Vicentina. Nel gruppo di testa anche Simone Gobbo e Mirko Signorotto, c'è anche Matteo Redolfi. Dai Maurizio! Allora sarà la premiazione del campionato di società regionale allievi e allievi. Intanto i concorrenti sono impegnati nel secondo dei 2 giri piccoli, sempre a condurre il gruppo dell'Atletica Vicentina, ma si stanno facendo vedere anche Simone Gobbo e Mirko Signorotto.
Nel gruppo c'è un numero 47 che io non ho in elenco, verificheremo nel prossimo passaggio. Chiamiamo a effettuare la premiazione del presidente regionale del Consiglio regionale, l'ingegner Lucio Todini. Se può venire al palco, effettuare la premiazione del campionato di società regionale allievi e allievi. Grazie. Ora è Simone Gobbo che si è portato a far l'andatura, porta colori dello Jager Vittorio Veneto, ma è molto compatto il gruppo di testa. Simone Gobbo dello Jager Vittorio Veneto sta spingendo per allungare il gruppo di testa. Alle spalle di Simone Gobbo vediamo un numero 47 che non c'è nell'elenco che mi è stato portato, non so chi sia questo giovanotto. Poi Manuel Cominotto, Andrea Zordan, Michel Casolin, Enrico Vivian, Mirko Signorotto e Matteo Redolfi a chiudere il gruppo di testa. Vedo che sta arrivando il vicepresidente regionale, l'ingegner Lucio Todini. Tra un po' inizieremo le premiazioni. Intanto sta spingendo Simone Gobbo per allungare il gruppo. Alle sue spalle Andrea Zordan e una maglia della Salcus. Se qualcuno mi illumina sul nominativo di questo concorrente, se c'è un dirigente della Salcus che mi dà dettagli, perché non ho in elenco questo concorrente. Simone Gobbo e Andrea Zordan. Aul Abderazak della Salcus in terza posizione. Quando i concorrenti hanno iniziato il primo dei 4 giri grandi. Ora vado nelle alte sfere per vedere in lontananza. A proposito di Salcus, ricordo ancora una volta che chi vuol rivedere le immagini di questa manifestazione lo può fare sul sito www.salcus.it. Forse già da stasera. Dai Macciu! Dai! Bravo classe! Simone Gobbo, l'azione di Simone Gobbo dello Jager ha prodotto effetti dirompenti nel gruppo di testa, infatti si è formata una coppia al comando che è composta da Gobbo e Andrea Zordan, poi Aul Abderazak della Salcus e poi Matteo Enrico Vivian è un altro portacolori dell'Atletico Vicentina, poi vedremo. Che corre con quelli? Le guerre le Enrico Adri. Alessio! Vai Fontana, bravo! Alessio, dai! Si alternano al comando della gara Andrea Zordan dell'Atletica Vicentina e Simone Gobbo dello Jager. Tra poco li vedremo riapparire. Intanto sotto la spinta dei concorrenti di testa si è molto allungato il gruppo dei concorrenti.
Eccoli.